giovedì 18 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, con Marco leggeremo assieme i quotidiani, quelli regionali prima, e poi andremo a leggere anche quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie. Ieri il definitivo giudizio della Cassazione sulla vicenda Open Arms, la soluzione definitiva per il vice premier Matteo Salvini, e vediamo come sono andate le cose. Assolto. Diventa definitiva la sentenza di assoluzione per il vice premier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. I giudici della quinta sezione della Cassazione hanno messo la parola fine alla vicenda, rigettando il ricorso per saltum che permette di impugnare una sentenza di primo grado direttamente in Cassazione presentato dalla Procura di Palermo. Il vice premier esattamente un anno fa, il 20 dicembre 2024, era stato assolto dal Tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste, per lo sbarco negato di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla ONG Open Arms nel corso di 3 salvataggi nell'agosto 2019, quando era ministro dell'Interno. Le parti civili avevano chiesto l'annullamento della sentenza di assoluzione, affermando che la prova dell'esistenza del dolo c'è nei fatti e nelle testimonianze. Ai naufraghi che si trovavano davanti alle coste italiane non era stato permesso di sbarcare per giorni, violando le norme internazionali e costituzionali e la loro dignità. Per l'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, il processo non doveva nemmeno iniziare. Questa soluzione di carattere definitivo, ha detto il legale, evidenzia quello che ho sostenuto in aula. Era totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma ciò che ci interessa è la correttezza dell'operato di Salvini, che intanto esulta su X e scrive: difendere i confini non è reato. Allora, cominciamo proprio da questa notizia, Marco, che troviamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani, ma troviamo anche online. Esattamente, noi partiamo proprio dal nostro sito, Angelo, perché su Sicilia Web è come avviene per tanti quotidiani, lo vedremo anche quando faremo la rassegna stampa dei nazionali, lo anticiperemo adesso, ci sono anche tanti quotidiani nazionali che aprono con questa notizia. Noi siamo su Sicilia Web perché questo è il titolo di apertura del nostro sito, Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini, Cassazione rigetta il ricorso presentato alla Procura di Palermo. Il ministro, l'abbiamo sentito anche nel servizio di Emanuela Corsi, che dice su X: difendere i confini non è reato. Ci sono ovviamente anche delle dichiarazioni sia di Meloni che dell'opposizione. Ma intanto andiamo sui quotidiani perché vi faccio vedere invece i titoli di alcuni quotidiani nazionali che appunto aprono proprio con questa notizia. Sappiamo il ruolo di Salvini e quanto a livello politico questa sentenza avesse un senso importante. Allora, sul Giorno andiamo a vedere il titolo, che è un po' come quello che abbiamo letto sul nostro sito: assoluzione definitiva, nessun sequestro su Open Arms, la Cassazione che chiude il caso dei migranti del 2019, esulta il governo, e poi appunto la frase di Salvini: difendere i confini non è un reato. Ma chiaramente rispetto a questa notizia ci sono anche delle prese di posizione a seconda di dove si legga la notizia, come spesso vi facciamo vedere. Per cui, ad esempio, sul Libero il titolo è questo: la farsa è finita, Salvini assolto, chiuso il caso Open Arms, la sberla della Cassazione alla sinistra, finisce la caccia dei PM al leghista iniziata nel 2019 per aver fermato un barcone di migranti. Il Parlamento applaude e le ONG frignano. Andiamo invece poi a vedere sull'Unità i titoli invece dei quotidiani ancora nazionali, per tentare di capire che cosa vanno a titolare i quotidiani nazionali anche dalla parte, diciamo, del centro-sinistra, no? Per cui, ad esempio, sull'Unità questo è il titolo: Salvini giustamente assolto, il titolo che troviamo, andrebbe processato Piantedosi. Questo è il titolo che troviamo
sull'unità. Poi c'è il duello tra Meloni e Schlein che appartiene ad altro, ne parleremo tanto nella nostra rassegna stampa nazionale e internazionale legata all'Ucraina. Chiudiamo con il giornale che fa questo titolo, abbiamo visto un po' appunto sia il Libero che l'Unità. Sul giornale, guardate il titolo qual è: l'hanno sequestrato per 2220 giorni. Questo è il titolo del giornale. Caso Open Arms, assolto Salvini, crolla il teorema antigoverno dei PM, il leghista che dice difendere i confini non è reato. È il giornale che si domanda ora chi paga. Questo un po' come è stata inquadrata questa notizia così importante sia a livello locale che a livello nazionale. Angelo. Grazie Marco. E adesso ci occupiamo delle intimidazioni al sindaco di Ravanusa. 3 bossoli e un mazzo di fiori trovati davanti casa del primo cittadino. Ha detto, proprio l'abbiamo sentito nei nostri telegiornali, ve lo riproponiamo questa mattina: resterò con il sostegno dei cittadini. 3 bossoli, una bottiglia contenente un liquido sospetto e un mazzo di fiori. È quanto il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha trovato davanti all'ingresso della sua casa. Un gesto che viene interpretato come una chiara intimidazione. Il ritrovamento risale alla scorsa settimana, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Di fronte ad atti di questo genere, solo la risposta coesa e unita della mia comunità, con tutte le forze, con le associazioni culturali, con gli enti ecclesiastici, con la società civile, solo se la mia comunità risponde positivamente a atti di questo genere potrò trovare la forza, così come ho scritto nel post per andare avanti. Se dovessi percepire che la mia comunità dovesse preferire il grigiore al cambiamento, e allora lì a quel punto non esiterei neanche un secondo a lasciare perdere, perché solo se si è uniti la nostra comunità potrà dare le risposte che questo mio paese merita. Il sindaco ha presentato denuncia e l'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del gesto e chiarirne il movente. Nelle prossime ore il primo cittadino verrà convocato in prefettura. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore dal mondo politico e istituzionale. Allora, torniamo di nuovo ai quotidiani, Marco. E siamo sulla pagina di Agrigento, pagina interna del tomo di Agrigento della Sicilia, perché qui c'è il titolo proprio in apertura di questa pagina su ciò che è successo e su quelle che sono poi le conseguenze, per cui sorveglianza televigilata per il sindaco Totò Pitrola dopo l'atto intimidatorio. A Ravanusa il primo cittadino, l'abbiamo sentito: sono pronto a lasciare la carica se la mia comunità dovesse preferire il grigiore al cambiamento. Si fa poi quello che è un po' il quadro anche di ciò che sta succedendo in città. Il clima politico in paese è abbastanza caldo, leggiamo. Pitrola in questi anni di amministrazione ha perso quella larga maggioranza che lo aveva sostenuto. Nonostante tutto il lavoro svolto in questi anni dal sindaco, è stato parecchio prolifico ed improntato al cambiamento. Tra questi basta ricordare i provvedimenti per superare la grave crisi idrica che attanaglia il paese, il nuovo progetto per la ricostruzione dei luoghi devastati dallo scoppio dell'11 dicembre, dopo che quello precedente non aveva nessuna copertura finanziaria, per cui il tema diventa ovviamente un tema anche di natura politica, ma soprattutto di quello che si respira all'interno della città subito dopo i fatti che sono accaduti e le conseguenze che abbiamo letto. Angelo. Sì, grazie Marco. Adesso una notizia dell'ultima ora, perché c'è un'operazione che è stata portata avanti dalla Procura europea e della Guardia di Finanza di Palermo. Sequestrato uno stabilimento industriale per la produzione di sigarette e chiaramente di contrabbando, e anche 2 imponenti centri di stoccaggio. Sono state trovate, pensate, 27 tonnellate di bionde e 17 di tabacco. Ma vediamo questa operazione, perché va anche fuori dai confini della nostra regione.
Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il contrabbando di sigarette coordinata dalla Procura Europea di Palermo. Scoperto tra Pomezia e Ferentino un grande opificio clandestino capace di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno. Sequestrate 27 tonnellate di sigarette, 19 di tabacco, materiali di confezionamento con marchi contraffatti e 4 auto articolati. Gli impianti, del valore di oltre 2 milioni di euro, occupavano un'area di circa 4.000 metri quadrati. 7 persone di nazionalità bulgara e ucraina sono state denunciate per contrabbando e contraffazione. Per eludere i controlli venivano utilizzati jammer e rilevatori di frequenze. Le indagini, particolarmente complesse, si sono avvalse anche di droni, appostamenti e videosorveglianza. Le sigarette sequestrate avrebbero causato un danno all'erario e all'Unione Europea di oltre 7 milioni di euro, mentre il profitto illecito stimato superava i 700.000 euro al giorno. Adesso invece siamo a Catania perché è in corso e prosegue una maxi bonifica in via Calliope, una strada che è stata trasformata in autentica discarica, sono state rimosse decine di tonnellate di rifiuti ma anche di pneumatici e pensate anche di Eternit. L'ultimo servizio denuncia lo avevamo fatto a novembre con le auto che avevano difficoltà persino a transitare. Era questo lo stato, anzi lo scempio, di via Calliope, una delle strade catanesi ridotte in discarica. Oggi è un via vai di mezzi, grandi e piccoli, che lavorano ad una maxi operazione di bonifica resa possibile grazie agli extragettiti e quindi a carico della regione. Subito alcuni numeri per rendere l'idea della portata dell'intervento. Raccolti oltre 74 tonnellate di rifiuti indifferenziati, 10 tonnellate di inerti, 2 tonnellate di pneumatici ed 1,5 tonnellate di Eternit, sì Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto. Gema all'opera in via Calliope, dove raccogliamo anche l'appello di questo dipendente. Spero che tutti voi capite che questa è una strada che prendiamo un po' tutti, è una strada per poter andare, che ne so, al lavoro, le vostre mogli, accompagnare i vostri figli a scuola. Cerchiamo di mantenerla pulita, è la nostra città alla fine. Gli fa eco questa residente che da tempo sollecitava interventi. Io non la riconosco più questa strada perché era strapiena, stracolma di spazzatura. Adesso è diventata una strada pulita e luminosa. Io veramente vi ringrazio di vero cuore, Antenna Sicilia, Massimo Pesce, il sindaco trentino, vi ringrazio tantissimo perché adesso si respira un pochino in questa strada. Nelle prossime ore scatterà anche la bonifica di Fondo Romeo, la cui competenza per il servizio di raccolta è invece di Ecocar. Nel frattempo, in attesa di potenziare il servizio di videosorveglianza, gli accessi sono presidiati giorno e notte dalla polizia locale. Ma speriamo che ci sia un po' di senso civico e che si possa ritornare diciamo, a poter percorrere dopo la bonifica questa strada senza più tornarci per eventuali operazioni di ulteriori bonifiche. Noi invece, Angelo, andiamo virtualmente ovviamente sulle prime pagine dei quotidiani locali, andando a dare uno sguardo alla Sicilia per vedere i titoli più importanti. Innanzitutto c'è il titolo legato alla situazione russo-ucraina, ci andremo nella rassegna stampa dedicata ai quotidiani nazionali e per cui chiaramente vi facciamo vedere solo il titolo, dubbi sugli asset russi, poi lo spiegheremo anche meglio. Il sondaggio, intanto per quanto riguarda le regionali, stiamo parlando di politica, l'onda lavardera, ma il centrodestra è più forte. Poi quello che è successo a Catania, film di una rapina, paura di morire, lo vedremo anche all'interno della prima pagina, anzi ci andiamo subito sulla prima pagina del tomo di Catania della Sicilia, perché ritorniamo sulla notizia che abbiamo visto nella prima pagina della parte regionale, per cui con questo titolo, in ginocchio con la pistola puntata, noi ostaggi di una rapina stile Narcos, il colpo all'Eurospin, banditi con le ore contate, la Will Tux che dice violenza inaudita, azienda silente. Ma poi ci sono anche altre notizie che troviamo sulla prima di Catania della Sicilia. Ad esempio, pensereste a Catania in un terzo posto fra Parigi e dopo Parigi e Londra? Sembrerebbe proprio così, perché è terza fra le mete scelte
scelte per Natale. Solo Parigi e Londra sono le destinazioni europee per le quali sono stati prenotati più voli per le festività, per cui chiaramente fra magari qualche giovane che ritorna per le feste alla propria famiglia e invece chi viene a visitare la città di Catania e la Sicilia, solo Parigi e Londra sono superiori a Catania in questo dato. Ritorniamo sulla prima pagina della Sicilia di Catania, perché vi faccio vedere anche questo titolo legato a Palagonia, un ordigno per scardinare il bancomat con un bottino magro, e poi ad esempio le piantine, pensate che in Corsa Italia Giarre scatenano le polemiche. L'hanno chiamata la guerra delle piante tra comune e commercianti, la sosta è impossibile, clienti e corrieri si lamentano, per cui questo abbellimento, così diciamo, secondo i commercianti, porta via delle possibilità di fare affari, perché la gente non si fermerebbe più nella zona. Torniamo alle prime pagine, andando sul Giornale di Sicilia, che apre con un'altra notizia importante, un'altra notizia che tiene banco spesso sui quotidiani regionali, che riguarda i forestali, ed è questo il titolo che troviamo sul quotidiano palermitano: sia gli aumenti, il via libera all'ARS al piano da 41 milioni. Parentopoli alla sanità è polemica, per cui come insomma in questi casi, soprattutto sulla sanità, sappiamo che le polemiche sono continue. Di spalla c'è il titolo su Open Arms, la soluzione definitiva per Salvini, e poi la turista violentata, arresto grazie al DNA, gli abusi nel 2023 alla Vucciria, sotto accusa un palermitano di 46 anni. Questo il Giornale di Sicilia. Sulla Gazzetta del Sud invece il titolo principale è legato ancora all'Ucraina. Ci torneremo, l'abbiamo detto, fra poco con la rassegna stampa nazionale, perché l'altro punto determinante, perché Giorgia Meloni ieri è andata a relazionare alla Camera, no ai soldati italiani in Ucraina. Meloni frena anche sugli asset russi, per il loro utilizzo sarà decisivo il Consiglio dell'Unione Europea, che, lo ricordiamo, incomincia proprio oggi e domani. Saranno date importanti per quanto riguarda la situazione in Ucraina. E poi la tragedia della strada a Messina, travolta da un'auto a Mili, morta anziana sulla statale 114, e l'emergenza a Barcellona, non nuova, disordini nel carcere, danni in celle e uffici. Questo su Gazzetta del Sud. Se andiamo poi a guardare su Repubblica Palermo, troviamo invece il tema della finanziaria. Anche questo tema importante, ritroveremo anche nelle pagine nazionali per quanto riguarda la finanziaria invece italiana, ma c'è la finanziaria della regione siciliana che ci interessa ancora più da vicino. E qua si va a trovare la finanziaria beffa le famiglie, 0 euro per il reddito di povertà, scontro in aula sui comandati della sanità, con Cracolici che dice serve una commissione d'inchiesta, destinati alle imprese 210 milioni, ma Roma ne cancella altrettanti, per cui due situazioni che sono continuamente collegate. E poi Palazzo d'Orlean, i papabili per la corsa, con la Vardera che si va avanti, perciò il futuro legato alla situazione della politica regionale, che ritorna nelle pagine anche interne di Repubblica Palermo, perché il titolo è pressappoco lo stesso, quello che troviamo in prima pagina. C'è anche la polemica con Conte, che dice giunta da azzerare in Sicilia, la replica di Schifani giustizialista. Perciò questo è anche il tema del momento, che lega quello che sta succedendo nella nostra regione, in Sicilia, alla situazione politica nazionale, che poi tratteremo nella prossima parte della nostra rassegna stampa. Tornando all'ARS, ci sono anche in questo caso i titoli che troviamo. Abbiamo visto il titolo di apertura sul Giornale di Sicilia, qui siamo su Gazzetta del Sud, perché c'è l'approfondimento legato alla situazione dei forestali, e dunque i 41 milioni all'anno per garantire gli aumenti a 13.500 forestali. A questo numero
si arriva appunto dei dipendenti che arrivano appunto a gestire il patrimonio ambientalista ambientale della nostra regione, la finanziaria via libera alla norma all'unanimità. In un clima avvelenato la manovra economica non decolla e scoppia il caso di una parentopoli tra il personale da stabilizzare. L'opposizione denuncia l'ennesimo scandalo, serve una commissione d'inchiesta. Guardate, per cui tutto questo si innesta nella finanziaria regionale, che chiaramente può restare impantanata. A proposito di politica, ritorniamo invece alla questione sondaggi. Lo ritroviamo questo su Repubblica Palermo, in cui il tema principale è questo di Lavardera, che guida i sondaggi con Fratelli d'Italia in calo, che resta primo partito. Però rilevamento di SVG su commissione, Bonelli e Fratoianni lanciano la corsa del deputato di controcorrente, fra parentesi rilevamento commissionato proprio da controcorrente, con questi risultati che potrete leggere anche sul quotidiano palermitano. Andiamo a vedere invece un altro tema che è determinante per la nostra regione, che ritroviamo sulle pagine della Sicilia. Stiamo parlando del credito ZES. La Sicilia ha un buco di 209 milioni. Gli incentivi, con Schifani che conferma la volontà di integrare il budget. Lo strumento della ZES unica del Sud, anche se nel suo secondo anno, mostra ancora la necessità di aggiustamenti. Ha comunque raggiunto lo scopo prefissato dall'allora ministro che l'ha creato, Raffaele Fitto, cioè incentivare investimenti e assunzioni di imprese nazionali ma anche estere nelle 8 regioni del Mezzogiorno. I risultati sono andati oltre le aspettative e poi però ci sono appunto questi dati che vanno cambiati, soprattutto per quanto riguarda appunto la Sicilia, con la volontà però di integrare il budget secondo Schifani. Continuiamo con le letture dei quotidiani, andandovi a fare vedere, siamo sempre nelle pagine interne della Sicilia, però tomo di Catania, perché questa è la notizia che che vogliamo commentare con voi. Scuole vandalizzate, sì a fondo d'emergenza. È al Consiglio Comunale di Catania l'approvazione all'unanimità dei presenti, è arrivata nel corso della seduta di martedì. Grazie all'istituzione di questa riserva economica sarà più facile intervenire immediatamente in caso di atti vandalici. Ce ne sono stati tanti, li abbiamo anche documentati nei nostri telegiornali nell'ultimo periodo, e questa è una risposta chiaramente. Poi, come al solito, certo, c'è tanto da prevenire, ma indubbiamente mettere nelle condizioni le scuole di riparare subito ai danni e far rientrare gli studenti è un dato sicuramente importante per il futuro. Angelo. Sì, grazie Marco. Fra poco torniamo da te per leggere insieme i quotidiani, quelli nazionali, ma adesso invece guardiamo il traffico cittadino di Catania. Questa mattina siamo alla Tondo Gioieni e, come potete vedere, stamattina il traffico è sicuramente più rallentato rispetto a quello che abbiamo visto magari nei giorni scorsi. Si prosegue diciamo in maniera a rilento, parecchio a rilento. Diciamo dal Tondo Gioieni adesso passiamo in via Vincenzo Giuffrida. È inevitabile che in entrata ci sia molto più traffico, ma anche in uscita la situazione questa mattina presenta qualche difficoltà, anche se comunque apparentemente il traffico, diciamo, è abbastanza scorrevole e in linea con quelli che sono poi gli spostamenti a quest'ora del mattino. Possiamo vedere anche un altro tratto della circonvallazione, questo è quello un po' più in basso, siamo su via Lodorigo da Pordenone, e possiamo osservare come in realtà le auto che proseguono in direzione, quindi in colonnate, in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, vadano veramente molto a rilento, mentre invece sulla carreggiata opposta in direzione Ogni la situazione al momento è decisamente più scorrevole. Adesso lasciamo il traffico e mostriamo questa bella cartolina dell'Etna con la neve. C'è qualche nuvola
che qualche sbuffo inevitabile, come avviene sempre al mattino e non solo, dai crateri praticamente sommitali, però al momento mi pare di poter dire che la situazione è abbastanza tranquilla per quanto riguarda l'Etna, vista dalla città di Catania, dalla provincia etnea, mentre invece qui siamo a Taormina, vediamo sullo sfondo l'Etna molto distante, le nuvole ci sono, però al momento è visibile il vulcano. Il golfo di Taormina ci restituisce una splendida, bellissima cartolina della nostra regione. Ci dobbiamo fermare, come sempre a quest'ora, fra poco saremo di nuovo insieme a Marco Carli, i quotidiani, quelli nazionali, i fatti non solo di casa nostra, ma anche quelli internazionali, sono tanti come ogni giorno, a partire proprio dal conflitto in Ucraina. Ma non c'è solo quello. A dopo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo da Marco Carli, stavolta i quotidiani nazionali. Marco. I quotidiani nazionali, Angelo, abbiamo accennato già parlando dei quotidiani locali, il tema in questo momento è sempre quello, legato all'Ucraina e alla Russia, soprattutto con gli insulti, perché così possiamo dire, di Putin nei confronti dell'Unione Europea, perché è un'Unione Europea che è diventata, ha riacquistato un ruolo, se così possiamo dire, riconquistando anche il rapporto con gli Stati Uniti nella risoluzione, in teoria, del conflitto, perché c'è chi teme invece che questo conflitto vada avanti. Uno di questi è proprio Zelensky, che dice la Russia si sta preparando a un altro anno di guerra. Ieri Meloni ha riferito alla Camera e oggi c'è in programma il Consiglio dell'Unione Europea. Fra parentesi, altro tema, resta sempre quello della finanziaria, ne abbiamo parlato a livello regionale, ne parleremo anche per quanto riguarda la nostra nazione. Andiamo sul Corriere della Sera, perché il titolo è questo, guardate, il titolo principale del quotidiano milanese: Putin che insulta i leader europei, maiali, approfittatori accodati a Biden. Questo è il tema di Putin, è quello che ha detto lui sull'Unione Europea. Ricordate che fino alla settimana scorsa sembrava che Trump potesse riavvicinarsi alla Russia. Le operazioni diplomatiche dell'Unione Europea hanno riportato Trump dalla parte, diciamo, più dell'Ucraina, e questi sono anche i risultati. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea è decisivo sull'uso dei beni congelati. Questo è l'altro tema, gli asset, i famosi asset. La Russia ha dei beni congelati sia in Europa che negli Stati Uniti, il punto è come utilizzarli. Qualcuno vorrebbe utilizzarli per diciamo, avviare la ricostruzione dell'Ucraina, la Russia ovviamente non è d'accordo su questo, e allora qualcuno dell'Unione Europea teme delle ritorsioni da parte della Russia se si decidesse in questo Consiglio di utilizzare questi beni congelati. Ecco perché sono così importanti. Appunto è una sfida, ritorniamo sul Corriere della Sera, sugli asset russi. Meloni in aula, serve una base legale, le opposizioni ovviamente sono contrarie e sotto un certo aspetto anche divise. Andremo anche su questo. Vi facciamo vedere altri titoli, ad esempio quelli di Repubblica, perché qui si va proprio sul titolo e sulla frase utilizzata dallo zar, da Putin, nei confronti dei leader dell'Unione Europea. Il titolo è proprio questo, Porcellini, così è il titolo di Repubblica, appunto, proprio per dare il segnale, l'idea di questo seguito da parte dei leader dell'Unione Europea, secondo Putin, verso Biden. La minaccia a Kiev, Donbass nostro con la forza. Oggi il Consiglio europeo decide sugli asset russi, Meloni in aula, non c'è ancora il sì dell'Italia. Ricordiamo che riguarda le trattative, questa terra, il Donbass, è fondamentale perché la Russia la vorrebbe tutta per sé, l'Ucraina non vorrebbe cedere la parte non occupata, per cui chiaramente diventa anche questo problematico per arrivare alla pace. Se ne parla di tutto questo anche sul Resto del Carlino con questo titolo, Putin che insulta i leader europei. Anche in questo caso il titolo è abbastanza chiaro, si parla di porcellini approfittatori, con
come dei porcellini che seguivano la linea di Joe Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata, mentre Kiev rivela che la Russia avrebbe pronti 710.000 soldati, quello che vi dicevo in precedenza, per scatenare un'offensiva. Ma chiaramente di tutto questo poi diventa fondamentale anche la lettura politica italiana, perché l'abbiamo detto ieri, Meloni ha riferito alla Camera e dunque chiaramente sotto questo punto di vista arrivano i titoli da parte dei quotidiani. Ad esempio sul Manifesto c'è questo titolo che è "Fuori asset". Alla vigilia di un Consiglio dell'Unione Europea che si annuncia teso, Meloni in Parlamento si smarca da quasi tutti gli alleati europei sulla confisca definitiva dei beni russi, quello che vi spiegavo in precedenza, e sull'invio ribadisce il legame con gli Stati Uniti. Di armi non si parla per mascherare la spaccatura nella maggioranza, tant'è vero che poi Conte, proprio dai banchi della Camera, ha detto a Meloni: prima seguivi Biden, adesso Trump. Sembra questo un po' l'idea, secondo Conte, di ciò che sta facendo la maggioranza in Italia. L'altra voce racconta un po' questa storia. Truppe asset, Meloni frena, serve una base giuridica per usare i beni russi, Italia con Kiev ma niente soldati. Diciamo che è una posizione di equilibrio, quella dell'Italia, qualcuno la definirebbe interlocutoria, poi dipende dai punti di vista chiaramente, ma la situazione è chiaramente legata sia a ciò che non è giusto fare nei confronti della Russia, sia a ciò che si dovrebbe fare nei confronti di Kiev, sempre tenendo in considerazione quella che è l'accordo con gli Stati Uniti. Putin intanto attacca i leader dell'Unione Europea, maialini di Biden, e blinda la frontiera bielorussa. Questo è ciò che succede in questo momento, e considerate che c'era stato un momento 2 mesi fa, ve lo ricorderete, in cui si diceva che probabilmente entro la fine dell'anno si sarebbe arrivati alla pace. Questo non esiste. Dall'altra parte, mentre abbiamo fatto vedere quello che succede in seno alla maggioranza, c'è anche l'opposizione. Abbiamo parlato prima di opposizione divisa, un po' lo spiega il Riformista, no? Nazareno bifronte con questo doppio profilo di Elly Schlein. Il PD scarica il Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Sì all'uso degli asset russi, ma sulla Palestina presenta una risoluzione in stile flottiglia. Ecco perché si parla di opposizione divisa in questo senso. Per cui guardate quanto crea discussione anche in seno alle parti politiche, sia nella maggioranza che nell'opposizione, quello che sta succedendo a livello mondiale. Tornando invece all'aspetto italiano, chiaramente il tema fondamentale è quello della manovra, perché ci sono gli emendamenti, perché è una legge di bilancio e ovviamente diventa decisiva alla fine dell'anno, perché ogni giorno ci sono delle novità importanti, ad esempio sulle pensioni. Questo è quello che troviamo sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che apre con la situazione legata alla legge di bilancio. Tagliati solo i riscatti futuri, professioni allentato lo stop ai compensi, è la legge di bilancio, la Premier interviene sul peso delle lauree, la norma sarà corretta, mentre torna in bilico il contributo di 2 euro sui pacchi extra Unione Europea di valore fino a 150 euro. Queste sono le discussioni in questo momento, 18 di dicembre, quando si deve arrivare ovviamente poi all'approvazione. Ma il Sole 24 Ore, che è un quotidiano economico, che ovviamente apre con la questione economica, non è l'unico, anche il Messaggero apre con questa notizia. Più di Open Arms, ne abbiamo già parlato nella rassegna stampa locale, e più anche della situazione in Ucraina. Pensioni, riscatto di laurea salvo. La Presidente del Consiglio rassicura, l'emendamento sarà cambiato, chi ha già pagato non rischia nulla. Si tratta sulla finestra che allunga di 3 mesi l'uscita a partire dal 2035, questo sempre per quanto riguarda le pensioni. Altro tema
che ritorna, questo delle pensioni, anche sul Fatto Quotidiano, che titola così: la strategia della pensione, non della tensione, come chiaramente il gioco di parole suggerirebbe. Riscrittura continua, Lega via i tagli, Meloni li conferma. E certamente è un tema, questo della finanziaria, l'abbiamo visto a livello regionale, a livello nazionale succede la stessa cosa, e in effetti riscrittura continua ci sta. Ennesimo pastrocchio sul riscatto dei contributi, Meloni contro Salvini, la norma rimane ma non sarà retroattiva. Avete visto, questo altro tema in cui in questo caso a livello di maggioranza sembra che la posizione non sia la stessa. La verità, e così chiudiamo questa parte della nostra rassegna stampa dedicata appunto alla legge di bilancio, titola così: la maggioranza sgambetta i proprietari di case onesti. Proposta di legge di Fratelli d'Italia, più spese per i condomini. Non solo si introducono un revisore di conti e un certificatore della sicurezza, ma si prevede che al posto degli inquilini morosi sborsino quelli in regola. La soluzione è un'altra: pignorare i locali di chi non è a norma. Questo è il tema che troviamo legato a questo. Vi faccio vedere, per chiudere, invece il titolo di Avvenire, perché si discute tanto dell'Ucraina in questa fase, perché siamo di fronte a un bivio: continua la guerra o si va verso la tregua? Che cosa succede invece in Medio Oriente, dove in teoria la tregua c'è già? Guardate il titolo di Avvenire: Gaza senza pace. Questo è il titolo. La tregua sempre in bilico, non basta. La striscia resta nel dramma per i continui raid e la mancanza di cibo. Monti di emergency, dice, attacchi di panico anche per gli psicologi. Tra le tende scosse dal vento gelido e inondate dalla pioggia, un altro neonato è morto assiderato. È il titolo di Avvenire, perché Gaza sembra entrata in un cono d'ombra, invece è giusto chiaramente fare capire qual è la situazione, nonostante in teoria la tregua. Bene, così, grazie Marco, ci ritroveremo con te più avanti, e intanto però ci dobbiamo fermare perché fra poco sarà in studio con noi il primo degli ospiti della mattinata. Parleremo di intelligenza artificiale, è un tema di grande attualità, cercheremo di capire che cos'è, nel senso che cosa può fare per noi tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, e se servono degli specialisti per accompagnarci in questo percorso di convivenza anche con l'intelligenza artificiale. Tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Come anticipato, il tema dell'intelligenza artificiale lo affrontiamo adesso con un esperto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Giovanissimo Diego Calanzone, che è un esperto di intelligenza artificiale, vi spieghiamo anche perché è esperto, che è nato a Siracusa, a un certo punto però con la famiglia si è trasferita al nord e là probabilmente ha coltivato poi questa passione, avendo la possibilità magari di sviluppare con i suoi studi, perché è laureato in informatica a Parma e poi ha preso la specialistica, insomma ha completato gli studi con la magistrale a Trento. Proprio con l'intelligenza artificiale tu praticamente hai un rapporto privilegiato. Che cosa sta portando? Diciamo subito, cerchiamo di essere concreti nel mondo, nelle nostre giornate, l'intelligenza artificiale, e se poi magari in futuro saremo costretti, fra virgolette ovviamente, non dico a subirla, ma a conviverci. Beh, l'intelligenza artificiale, abbiamo visto alla fine del 2022, è diventato un fenomeno sociale. È esistita da decenni, però dal momento in cui siamo arrivati ad avere gli agenti di conversazione con cui si potesse chattare, si potessero usare anche come motore di ricerca. C'è l'assistente virtuale in qualche modo, esatto, no? Esatto, è arrivata un po' la democraticizzazione dell'intelligenza artificiale. Quindi adesso vediamo ChatGPT, poi ci sono tante grandi aziende che hanno la loro versione di assistente, si è creato un mercato e ai giorni d'oggi, ecco, vediamo innanzitutto è arrivato internet e la gente ha cominciato a usare Google, allo stesso modo invece adesso si chiedono tante cose a ChatGPT. E il problema è, penso comunque ci sono vari tipi di rischio. Uno dei primi è arrivare poi a dipendere anche da questi strumenti per i problemi più semplici, per i task più semplici. Io cerco di parlare con gli studenti delle superiori di pensiero critico. Quindi
cercare. Diciamo, tu oggi hai degli appuntamenti, Sì. ne hai uno diciamo, con il Sicilian AI Workshop, ce n'è un altro poi domani, se non ricordo male, Sì. a Siracusa con gli studenti. Quindi praticamente la tua è un'opera di, ma più che di sensibilizzazione, è quasi di, come dire, passami il termine, avvertimento, no? Su quelle che sono poi le modalità d'uso dell'intelligenza artificiale? Penso che noi esperti abbiamo, comunque noi studenti, ricercatori, abbiamo un po' sì una responsabilità in questo fenomeno di democraticizzazione, comunque di cambiamento culturale. Quindi cerchiamo comunque nelle nostre possibilità di diffondere informazione e informare anche sui rischi, cose che vediamo prima nella ricerca, nella sicurezza, quindi quali sono a livello anche comportamentale le attitudini a volte rischiose di queste intelligenze che si possono ormai anche, c'è il termine antropomorfizzare, si possono scambiare per umani. E quindi sì, io cerco un po' anche di trasferire, ecco, ho assistito a delle conferenze internazionali, a delle presentazioni di ingegneri che sono nelle aziende più grandi o come OpenAI e cerco quindi di portare poi dei messaggi fino alle scuole superiori a questi ragazzi. Io quello che tu parli di rischi. Qual è la linea sottile, quasi invisibile, per cui praticamente poi uno si può ritrovare ad essere assorbito, assuefatto dall'intelligenza artificiale? Perché molti vedono l'intelligenza artificiale quasi un demone, qualcosa da tenere lontano. C'è chi chiaramente invece vive di progresso e vive di tecnologia, vede una grande possibilità per il futuro, soprattutto nella ricerca, soprattutto nella velocità, nella velocizzazione di alcuni passaggi. Allora ci deve essere non soltanto la norma, voglio dire, che regola l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma serve anche, come dire, il buon comportamento da questo punto di vista. Sì, assolutamente, e anche a livello più esteso, anche a livello politico se ne parla. In Europa si cerca subito di regolamentare questa tecnologia, ma c'è sempre un po' questo gioco, diciamo, di due parti che cercano una di prendere l'altra, la regolamentazione e la tecnologia, che comunque va sempre più veloce della regolamentazione. La paura e il rischio qual è? Che, insomma, la grande paura, non tanto il rischio, è che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'uomo. Questa sì è una paura molto diffusa. Ora, l'intelligenza artificiale innanzitutto arriva come strumento per estendere le nostre capacità anche laddove ci sono dei limiti cognitivi. Per esempio, se dobbiamo fare una ricerca o ci troviamo a lavorare, che adesso capita, in ambiti dove ci sono più discipline che non conosciamo, se la persona nell'ambito alimentare entra poi a dover lavorare, per esempio, con della biologia, questi sono dei potenti strumenti che aiutano anche a salvare tempo, risparmiare tempo e poter acquisire più conoscenza più velocemente. Diciamo, la ricerca può fare grandi passi in avanti. Assolutamente. Abbiamo avuto questo ultimo anno premio Nobel per la chimica, è stato in verità un neuroscienziato informatico in Google per una scoperta però in biologia. Ma c'è anche il rischio di poter essere ingannati. Prima in qualche modo tu hai fatto cenno, quando io magari mi trovo a dialogare attraverso una tastiera con un assistente che crediamo possa essere un essere umano, una persona in carne e ossa, poi magari mi trovo ad avere a che fare dall'altra parte con un'intelligenza artificiale. Allora là bisogna comunque forse sapersi proteggere anche lì. Sì, come si dice, per usare un inglesismo, bisogna sempre prendere le cose con un pizzico di sale, bisogna sempre avere un po' uno sguardo critico, non dare tutto per scontato o accettare tutto pedissequamente. Ecco, questi modelli, un esempio, sono allenati, comunque soprattutto sono allineati per soddisfare le richieste dell'utente e quindi c'è un problema caratteriale che hanno adesso è il fenomeno dell'adulazione.
ci sono stati dei casi quest'anno anche di studenti americani purtroppo che un studente si è tolto la vita perché utilizzava questo assistente come anche specialista per il supporto mentale, ma non sono modelli del tutto ancora specializzati comunque in questo, o comunque sono modelli che possono mettere l'utente al centro dell'attenzione e creano anche le cosiddette camere d'ego, comunque queste viste molto limitate. Cosa dirai domani agli studenti a Siracusa? Allora, intanto parlerò di due temi principalmente, parlerò di percorso e di orientamento e voglio dare comunque un messaggio di speranza, perché siamo in è una generazione, vedo anche i ragazzi più giovani di me, io sono comunque giovane, ma anche i ragazzi adesso delle superiori vedo una generazione molto consapevole, molto competente, molto globalizzata. E c'è tanto da costruire, c'è tanto da fare nell'ambito anche tecnologico, soprattutto in Italia e in Europa. Quindi parlerò di questo, poi parlerò, in verità vorrei che collaborassimo anche con gli studenti, presentassimo assieme, voglio sapere come lo utilizzano loro adesso nei loro studi e poi parlerò di tutte queste casistiche. Anche questo è stato un caso, cioè negli studi molte volte magari a casa si fanno i compiti con l'intelligenza artificiale. Sì. E allora là diventa un problema, perché se tu demandi tutto all'intelligenza artificiale poi non avrai un tuo bagaglio. Esatto, infatti io userò un po' appunto una domanda provocante. Ma il rischio anche in classe, attenzione, quando si fa un compito in classe, se c'è la possibilità di accedere a un device, a uno strumento che ti consente di avere un collegamento con l'intelligenza artificiale, è chiaro magari che chiaramente si fa qualcosa di scorretto, ma soprattutto non si riesce poi a crescere. Assolutamente, è un problema anche degli insegnanti e nel nostro ambito poi interni all'intelligenza artificiale per i ricercatori. È un problema per noi verificare anche gli articoli scientifici, che arrivano ormai articoli che sono scritti completamente dall'intelligenza artificiale. Le conferenze internazionali stanno avendo una crisi a livello proprio d'autore. Ma c'è un sistema per riconoscere il materiale prodotto da un'intelligenza artificiale? Allora, paradossalmente si possono usare altre intelligenze artificiali per identificare la presenza, però inoltre c'è tutto il ramo di ricerca della sicurezza in AI, in cui serviranno anche molti più ricercatori. C'è il cosiddetto watermarking, è un sistema un po' come le marche nascoste per il copyright. Si cercherà di lasciare delle impronte digitali in tutti gli artefatti di intelligenza artificiale in modo che siano facilmente riconoscibili. Però chiaramente c'è tutta anche una tecnologia dietro il camuffaggio. Non è banale. Insomma, c'è un mondo. Sì, più che altro un universo, direi. Un mondo, forse restringiamo troppo il campo. Assolutamente. È un universo che dobbiamo scoprire e forse fare crescere noi in modo che sia a misura anche di tutti noi, dell'umanità. E il ruolo degli specialisti in tutto questo? Gli specialisti, allora, ormai non credo che difficilmente ci sono specialisti in singoli ambiti. Ormai ci sono team interdisciplinari, lavoriamo tutti, siamo matematici, fisici, biologi, chi ha lavorato in ambiti più umanistici, scienze sociali. Quindi ecco, il ruolo poi del matematico e dell'informatico è quello di lavorare sempre su come migliorare le capacità cognitive di queste intelligenze, partendo però con dei sani principi. Ci vuole consapevolezza, bisogna sapere a cosa si contribuisce. Per noi, per esempio, mi rivolgo poi agli studenti di dottorato, studenti post magistrale, quando si sceglie dove andare a lavorare, in che azienda, in che paese, è inevitabilmente una scelta anche politica. Quindi si decide un po' a che economia contribuire e per quale azienda lavorare e con quali ideali. Quindi sì, comunque inevitabile. Vorrei chiudere con un'ultima osservazione. Considerato, ne abbiamo parlato già prima, in maniera marginale, è l'uomo che in qualche modo poi fa sviluppare l'intelligenza artificiale. Ci sarà un momento in cui probabilmente camminerà con i propri piedi l'intelligenza artificiale, ma poter emettere diciamo dei sani principi
che possono essere morali, che possono essere etici, oppure anche di norme che vanno rispettate, che la stessa intelligenza artificiale deve rispettare, consentirebbe e ci consentirà forse in futuro di avere uno strumento molto più, diciamo, come dire, a misura. Sì, assolutamente, e infatti in tutta la banca di ricerca di etica e di sicurezza si cerca adesso di creare queste costituzioni di diritti umani e legati anche poi all'interazione. Si parte da scrittori, partendo appunto da Asimov, da quelli che erano prima libri fantascientifici, che sono diventati invece adesso realtà, un po' le fonti, esatto, le basi per creare poi queste costituzioni. Allora, grazie all'ingegnere Diego Calanzone, buon lavoro per quello che fai tu, per la tua opera di divulgazione, ecco, magari forse questo è il termine più esatto, e magari per quanto riguarda invece il tuo lavoro e la tua carriera, in bocca al lupo davvero, perché stiamo andando verso nuove frontiere che tu magari ci aiuterai a scoprire. Ci dobbiamo fermare, fra poco saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì 18, quando sull'Italia le correnti saranno sempre umide dai quadranti meridionali, ma poche precipitazioni, piogge quasi esclusivamente sull'Alto Tirreno e sulla Sardegna. La Sicilia vedrà una giornata anche qui un po' variabile, soprattutto sul lato ionico, più sole invece sulla parte occidentale. Comunque in generale non c'è rischio di piogge, sarà una giornata generalmente stabile e tra l'altro anche un po' mite, con valori che in alcune località si avvicineranno o supereranno i 20 gradi, come a Messina, Palermo, per venti di scirocco. Per quanto riguarda venerdì, via via si apre una nuova fase di maltempo, dal pomeriggio le prime piogge più probabili sulla Sicilia est, poi sabato il maltempo comunque interesserà tutta l'isola con nuvolosità ed elevato rischio di piogge e rovesci per un vortice di bassa pressione in arrivo dalla Tunisia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web. Bene, allora buongiorno e bentornati a Buongiorno Sicilia. Intanto ringrazio per essere qui. Grazie a voi. Cosimo Costa, che è un tecnico della nazionale diciamo italiana, ma è soprattutto un maestro di Jiu-Jitsu. E allora stamattina parliamo di Jiu-Jitsu, ma ne parliamo intanto per quella che è proprio questa disciplina, ma soprattutto per i risultati, perché in qualche modo Catania ha regalato, non dico il 50%, ma quasi, delle medaglie conquistate dalla spedizione italiana ai recenti diciamo, mondiali. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi chiedeva dettagli sulla disciplina. Il Jiu-Jitsu è una delle più antiche arti marziali di origine giapponese, progenitore del judo, di alcuni stili di karate. Vediamo anche delle immagini mentre parliamo. Anche delle immagini in diretta, che abbiamo i più giovani prima, poi vedremo all'opera i più grandi. Per quanto riguarda le specialità sportive del Jiu-Jitsu, che non è solo arte marziale, difesa personale, ma anche un'attività fiorente sportiva, per quanto riguarda le specialità sportive abbiamo il Fighting System, il Nevazza, il Duo e lo Show. Io sono il responsabile tecnico della nazionale italiana per il Duo e lo Show per gli adulti e i master, adulti, master e under 21. Quindi insomma un'ampia davvero... soprattutto sono quelli più grandi, quelli da cui ci si aspetta risultati più. Poi chiaramente curiamo benissimo il settore giovanile, under 14, 16, 18, ma sui grandi si punta tanto. E da lì sono arrivate tantissime medaglie. Tante soddisfazioni. L'Under 14 ha regalato addirittura 3 medaglie praticamente negli ultimi momenti quasi negli delle ultimi gare. giorni gli Under 14 partecipavano alla World Cup piuttosto che al campionato del mondo. E comunque anche loro hanno fatto la loro parte nell'ultima giornata. Comunque, da notare in particolare i 6 ori, 4 argenti e 10 bronzi della compagine catanese. Questo fa sì che sul bottino di 49 medaglie totali di tutta la nazionale italiana, ben 20 medaglie, ovvero oltre i 2/5 del totale, fossero di Catania. Questa è una grande soddisfazione, no? Da catanese ovviamente mi fa piacere sottolinearlo, per 2 settimane a Bangkok in Thailandia si è parlato catanese. Quello che diciamo va evidenziato è come la scuola catanese di Jiu-Jitsu non è un exploit diciamo soltanto in questa occasione, non ha dato questi risultati. C'è tanto lavoro dietro, i risultati arrivano dopo il lavoro, ma evidentemente
Catania promette bene da questo punto di vista. È evidente che un risultato così eclatante, se possiamo dirlo, lo scorso mondiale a Creta, Heraklion, furono 4 ori, 4 argenti e 6 bronzi, e quindi è un continuare in crescendo, una crescita. Non avviene per caso. Qui vediamo le immagini di alcuni atleti più grandi, più evoluti, e si capisce che questi gesti non possono essere così inventati, possono essere cose dell'ultimo momento. Ma il jiu-jitsu è anche un modo di vivere? Io lo considero uno stile di vita vero e proprio, uno stile di vita perché deve educare, deve far crescere nel rispetto delle regole, dei ruoli, tutti i valori importanti in cui le famiglie credono, e per questo che ci affidano i ragazzini. A che età si incomincia con il jiu-jitsu? Ma noi abbiamo dei bimbi che iniziano a 3 anni, ovviamente si tratta di psicomotricità, di marziale hanno la giacca, il pantalone, la cintura e il rispetto delle regole e dei ruoli, che non è cosa da poco, difatti i genitori ce li accompagnano volentieri. Cominciare da piccoli però significa formare non solo gli atleti, ma formare uomini, donne del futuro. Io dico sempre, noi stiamo parlando ultimamente tantissimo delle medaglie, ovviamente è un piacere vedere sul podio i nostri ragazzi oro, argento, bronzo, continuamente, ogni sera su 26 coppie presentate, 20 sono salite sul podio, quindi ogni sera c'era la nostra come dire, compagine. La vostra presenza. Che oltre che nazionale italiana era, per quello che si intende, io ho accompagnato ovviamente anche gli atleti delle altre città, delle altre regioni, però il mio cuore, vedendo un catanese far suonare l'inno italiano, palpitava ancora di più. Ovviamente tutto ciò non si costruisce in un giorno, abbiamo il vivaio, anche grazie all'Oxine, che è l'ente di promozione sportiva con cui pratichiamo, che ci fa crescere in tal senso. Il Dojo di Catania, che è la nostra società a cui si fa riferimento, e essere tecnico della nazionale, una nazionale così vincente, ovviamente entusiasma. No, quello che stiamo vedendo, noi vediamo diciamo, in queste immagini delle prove importantissime, si vede che c'è davvero una grande preparazione, si conoscono perfettamente quelle che sono. Qui sembra quasi un balletto. Poi sì, dopo ora volevo appunto citare questo. Delle 4 specialità di cui dicevo prima, il fighting è combattimento a distanza, corpo a corpo, in piedi a terra. Il Nevaz è tutta lotta a terra. Il duo system che avete visto prima, non quest'ultimo, sono tecniche di difesa valutate per la precisione, l'efficacia, la tecnica, la marzialità. Cioè questo è il duo show che unisce la tecnica della difesa alla parte coreografica. Proprio questa coppia... noi eravamo ai mondiali a novembre, ad agosto eravamo a Chengdu in Cina per i War Games, ha riportato il 4º posto ai War Games, che è la manifestazione più importante del repertorio internazionale. In pratica le Olimpiadi degli sport non ancora olimpici, noi contiamo. Quindi questo sembra un balletto, in effetti il tema è il tango ed è abbinato alle tecniche di difesa. Ed essere stati sul primo gradino dei mondiali... Beh, è una bellissima soddisfazione. Chiaramente, diceva prima, si arriva a questo con tanti sacrifici, con tanti anni chiaramente di lavoro. Quanto tempo bisogna dedicare al jiu-jitsu nel corso? Non stiamo parlando a questi livelli, A questi livelli capisco che serve un allenamento quotidiano, ci mancherebbe altro. Allora io... anni addietro scrissi un libro poi replicato in spagnolo, in russo, non da me, il russo non lo scrivo, neanche lo capisco. Jiu-jitsu per tutti. Il jiu-jitsu effettivamente per tutti, a questi livelli capisce bene che è un discorso estremamente specialistico. Certo. E quindi, però potenzialmente può essere per tutti. E comunque per tutti. Io ho allievi dai 3 ai 73 anni, quindi ognuno pratica con le proprie capacità, commisurato. Un bambino di 3 anni magari verrà 2 volte alla settimana. Un bambino viene 2 volte a settimana, fa un orario ridotto e un programma adattato alla sua motricità. Quando arriviamo a un ragazzino già di 10 anni, probabilmente le cose possono cambiare. Già dagli 8 anni, scusate, dagli 8 anni gli allenamenti sono 3 volte a settimana, gli agonisti 5-6 volte a settimana. E quindi insomma c'è tutto praticamente un lavoro dietro e tutto è... E c'è una didattica, una metodologia diversa per ogni fascia d'età. Mi permetto di sottolineare questo perché ho il piacere di insegnare a scienze motorie, teorie tecniche e metodiche alle arti marziali e
quello che tanti anni fa è stato l'arrivo delle arti marziali molto pionieristico, quindi affidato a dei maestri con tanto amore, hanno imparato in Oriente, o delle persone che sono trasferite da noi, quello oggi non è più affidato al caso. Oggi c'è una grande specializzazione, c'è tanta attenzione per la crescita dei ragazzi, quindi se ci è affidato un ragazzino è in mano a persone competenti che hanno qualifiche, hanno fatto dei corsi, hanno imparato, e quindi è tutto mirato, non è casuale. Un grande non fa le cose dei piccoli, i piccoli non fanno le cose dei grandi. Prima di salutarci, prima di chiudere, perché il tempo ci insegue in maniera inesorabile, quanto può essere importante per una giovane donna avere conoscenza del Jiu-Jitsu per potersi difendere? Guardi, io le rispondo da papà. Sono felice che mia figlia pratichi, è una delle ragazze che si sono esibite adesso avete visto. Non tanto per le medaglie, non tanto per la sua crescita interiore, che sicuramente è molto importante, che tutti i genitori ricerchiamo, ma per quella sicurezza interiore che non è tanto non prendere lo schiaffo potrebbe anche arrivare, non stiamo parlando di Wonder Woman o di Superman, certo. Potrebbe anche arrivare, ma se mi dà il primo non mi dà il secondo. Quindi la determinazione, la sicurezza, la verve con la quale queste persone crescono fa sì che sono pronte a affrontare non solo il pericolo, ma fare in modo di evitarlo. Questa è la cosa più importante. E avere quella percezione, purtroppo i fatti di cronaca ci riportano a cose bruttissime. E qui volevo arrivare io. Per cui non è solo essere bravi a difendersi, la difesa nasce ancora prima. Non è né qui né nella cintura, è qui. E quindi è molto importante questa determinazione e queste competenze che portano a far sì che ci si sappia difendere evitando. Grazie allora a Cosimo Costa, ci ha raccontato dei successi catanesi ai mondiali di Jiu-Jitsu, ma non solo quello. Abbiamo parlato di quello che è il Jiu-Jitsu. Grazie a voi per l'opportunità di far conoscere questa nostra disciplina. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Breve sosta e poi saremo ancora insieme a voi a Buongiorno Sicilia, andremo a Ragusa. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia. Abbiamo adesso collegata con noi, la vedo già, la nostra Veronica Barberino. Buongiorno Veronica. Lei Buongiorno. Sì, hai un ospite insieme a te, c'è Giuseppe Roccuzzo, che è il segretario generale della CGIL di Ragusa. Stamattina parliamo di occhio al contratto e non solo. Ci spiegate di cosa stiamo parlando? Sì, parliamo di una piattaforma digitale, di un'applicazione digitale che nasce dal dumping contrattuale. Dice, che cos'è il dumping contrattuale? È una concorrenza sleale in cui le aziende applicano contratti collettivi pirata, cioè che offrono condizioni economiche e normative inferiori ai loro lavoratori, ovviamente, ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Per contrastare questo fenomeno, da Ragusa, dallo studio del segretario Roccuzzo e dall'osservatorio nasce quindi Occhio al contratto. Che cos'è e come funziona? Sì, buongiorno a tutti. Occhio al contratto è un'applicazione molto semplice che è accessibile dal nostro sito web, dove ciascuno, ogni lavoratore, ogni persona in maniera molto semplice prende il suo foglio di assunzione, il cosiddetto modello Unilav, sul retro c'è scritto il codice che è di 4 cifre. Ecco, qua lo vediamo. Sì, come appunto stiamo vedendo sulla sinistra, ad esempio, prendiamo quel codice, lo inseriamo direttamente nel nostro campo di ricerca e il sistema restituisce se è un contratto sottoscritto dalle nostre organizzazioni maggiormente rappresentative, è quindi un buon contratto e ti dice qual è, altrimenti ti allerta e ti dice occhio al pirata, perché il contratto pirata ti fa perdere fino a 500 euro al mese di soldi netti in busta paga e in più ti dà meno diritti. Ecco, questa è la piattaforma. Abbiamo fatto degli esempi, tipo in questo momento questo è il contratto dell'agricoltura, infatti il sistema ti dice bene, il contratto non è pirata, ovviamente ti invita anche a verificare la corretta applicazione in busta paga. Invece se inseriamo il contratto pirata 7890 di un altro settore, lui ti allerta e ti dice occhio al pirata, vedi che è un contratto che non è stato sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative, quindi perdi diritti e soprattutto perdi soldi in busta paga. Ma com'è possibile avere questo risultato?
Sì, no, dimmi Angelo. No, io volevo capire perché l'iniziativa certamente importantissima, fondamentale, è un'iniziativa nata a Ragusa da un'idea proprio che nasce in loco e che può essere esportata anche comunque a livello nazionale, a livello regionale, in modo tale che un po' tutti i lavoratori in qualche modo si possano tutelare e difendere. Sì, l'abbiamo ideata noi qui in CGIL Ragusa, ci siamo accorti poi pian piano, mentre incrociavamo i codici, diciamo, ecco così, del CNEL, del Ministero e dell'INPS, ci siamo accorti appena l'abbiamo messa in funzione che ha una rilevanza nazionale che può soddisfare il bisogno di tutti i lavoratori e le lavoratrici nel campo nazionale. È già accessibile a tutti, basta andare sul sito e cliccare su occhio al contratto. Cioè, quindi in questo momento se ad esempio un lavoratore in ascolto di Palermo inserisce il suo codice, lo può verificare, quindi non è una cosa chiusa su Ragusa. Sì, anche di Cortina d'Ampezzo, quindi in tutta Italia. Basta solo prendere il proprio Unilab e inserire il codice, che sono 4 numeri, di 4 cifre, questo è il codice ministeriale. L'esigenza di questo strumento nasce sicuramente dai numeri preoccupanti del report 2024 sul lavoro in provincia di Ragusa. Qual è la fotografia cioè qual è la realtà che si dice? Sì, con il nostro osservatorio abbiamo analizzato appunto il mercato del lavoro. La nostra provincia viene sempre vantata come una provincia molto prospera, però poi noi abbiamo visto che il mercato del lavoro ha i piedi d'argilla. C'è più di 3/4 dei contratti sono a tempo determinato, quindi scadono entro l'anno. Solo il 7% sono contratti a tempo indeterminato. E poi la cosa strana che abbiamo rilevato da una parte è che questi contratti a tempo indeterminato, 1/3, quindi 1 su 3, finisce entro l'anno, quindi non è proprio poi a tempo indeterminato. Un altro aspetto grave è che di chi finisce di lavorare col contratto a tempo indeterminato, il 60%, quindi oltre la metà, si dimette. Ora, ovviamente a noi sorge il dubbio del perché si dimette, perché non va bene l'organizzazione aziendale o ci sono dimissioni indotte legate alle conseguenze che poi scaturiscono da un licenziamento. Questo è un interrogativo che ci poniamo e che andremo pian piano ad approfondire. Poi abbiamo notato che ci sono un quarto tra contratti pirata e poi datori di lavoro che decidono di non indicare nessun contratto, quindi utilizzando dei codici che si chiamano CD ed ND, ma comunque la verità è nella sostanza che non mettono il contratto all'atto dell'assunzione. Ma che contratto di lavoro è se non mettiamo il nome del contratto? Io non dico il codice, magari sono dei tecnicismi, ma il nome, il lavoratore viene assunto, ma con quale contratto? Cioè, sì. Deve andare al supermercato o deve andare in un cantiere? Non si capisce. Le aree più colpite in provincia sono Ragusa e Modica. Invece a livello regionale la fotografia qual è? A livello regionale il lavoro povero lo dimostrano i dati che dicono che oltre l'80% dei lavoratori siciliani guadagna meno di 30.000 euro. La media delle province, diciamo, si attesta tra i 15 e i 17.000 euro, quindi ben al di sotto di quella nazionale. E quindi questo ci dimostra anche che tutte le politiche nazionali che tendono e che dicono di voler diminuire le tasse di fatto non impattano assolutamente per oltre l'80% dei lavoratori siciliani, perché avendo un reddito inferiore a 30.000 euro, quei benefici di cui si sta discutendo in Parlamento in occasione della finanziaria, quella diminuzione delle tasse noi non l'avremo, perché abbiamo un reddito così basso che quella forbice di tasse nemmeno le paghiamo. Giusto. Quindi diciamo che questa applicazione digitale può servire appunto per contrastare questo fenomeno del dumping. Sì, noi pensiamo che intanto il lavoratore deve essere messo nelle condizioni, anche da solo, è istantaneo, impieghi 2-3 secondi, e deve essere messo nelle condizioni di verificare intanto qual è la sua condizione. E poi denunciarlo nel caso in cui fosse pirata. Venire da noi e noi siamo pronti ad assisterlo, siamo presenti in quasi tutti i comuni siciliani, in provincia di Ragusa siamo presenti in tutti i comuni e le frazioni. Volevo sottolineare Angelo, un dato. non so se hai delle curiosità. Sì, un solo dato prima di chiudere, perché leggo dalle note che mi sono state fornite dalla redazione
che le donne rappresentano però una criticità in questo sistema, un'ulteriore criticità nel sistema, diciamo, dell'occupazione, perché rappresentano soltanto il 34% delle assunzioni e fra le altre cose molti di questi contratti sono poi dei contratti irregolari. Sì, ogni 2 uomini viene assunta una donna, questo regolarmente. Il dato allarmante è che invece quando si tratta di contratti pirata questo rapporto raggiunge la parità, 48% col 52%. E soprattutto abbiamo notato che nei servizi di supporto alle imprese e nei servizi di alloggio e ristorazione addirittura la componente femminile, quando si applica il contratto pirata, aumenta. Quindi supera il 50% arrivando al 64%, cioè si ribalta. La stessa cosa abbiamo notato per i giovani. Il 52% dei giovani under 35 vengono impattati quando attenzioniamo i contratti pirata. Quindi un fenomeno che vuole colpire, diciamo, chi accede per la prima volta nel mondo del lavoro e i giovani, e chi magari in un retaggio culturale che appartiene forse a secoli fa pensa che la donna debba essere pagata di meno. Grazie Veronica, grazie a te, grazie al tuo ospite. Grazie. Stamattina abbiamo acceso l'attenzione su questo fenomeno che comunque poi la CGIL di Ragusa ha voluto in maniera particolare attenzionare, che è la possibilità, fra le altre cose, di poter scoprire che tipo di contratto viene applicato, ma soprattutto se è un contratto pirata. Bene, grazie a voi, una buona giornata. Grazie, buona giornata. Prima di andare a sentire e a scrutare le stelle c'è un aggiornamento che dobbiamo fare, perché c'è stata un'operazione importantissima antidroga della polizia e anche del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, in modo particolare le città di Enna, Catania ed Agrigento. È stato ricostruito un articolato sistema di approvvigionamento e distribuzione di droga attraverso intercettazioni, pedinamenti, riscontri diretti, attività tecniche e anche sequestri. In particolare chiaramente nei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti, il tempo di guardare la sigla dell'oroscopo e poi vedo già pronto il nostro Marco Amato. E allora Marco, buongiorno, ben trovato a Buongiorno Sicilia. Buongiorno Angelo, ben ritrovati. Allora, oggi di che parliamo? Mi ha molto incuriosito questa decisione dell'Australia di vietare l'uso dei social ai ragazzi di una certa fascia di età. E quindi con la conseguente curiosità di questa osservazione da laboratorio antropologico globale, come verrà condotta questa operazione, quali saranno le conseguenze, quali saranno i fenomeni collaterali. Ebbene, nel cielo astrologico si parla proprio di questo, proprio perché a governare la tecnologia e i mezzi elettronici è proprio il pianeta Urano. Urano che è passato in Gemelli, segno della comunicazione, che ora è retrogradato in Toro. Il che significa che abbiamo un po' di tempo per organizzarci praticamente e per garantire delle strategie che possano garantire la comunicazione in senso pulito e fruibile e senza pericoli. Quando nel 2026 Urano ritornerà in Gemelli, tutto il mondo della comunicazione sarà elettronico, sarà automatizzato, per cui per 7 lunghi anni il tema principale legato ai media e alla comunicazione sarà delicatissimo e importantissimo. In bocca al lupo a tutti. Con il trigono di Plutone però le stelle la vedono bene, si attendono nuove norme e nuove riforme. Andiamo a noi invece, facciamo un po' di previsioni astrologiche per oggi. Oggi è Mercurio che si congiunge alla Luna in Sagittario, il protagonista della giornata. Cosa ci vuole dire? Di comunicare un po' meglio istintivamente affetto, amore e comunicazione affettiva. Saturno e Nettuno non hanno proprio col Sole, quindi succede che Ariete è decisamente in attesa di qualcosa che deve succedere. Una bella notizia vi arriva in serata, quindi forza, ne gioirete. Toro, per voi appunto gestire Urano nei vostri gradi zodiacali questa volta è abbastanza semplice, proprio perché vi aiutano tutti gli altri pianeti a farlo. I cambiamenti che man mano si susseguono sembrano un crescendo positivo.
gemelli. Per voi invece Mercurio proprio in opposizione il vostro pianeta con la Luna, quindi paura di sbagliare, paura di averne detta una di troppa, paura di fare i conti con i risultati. Coraggio, non è poi così male, dovete solo aggiustare il tiro. Cancro. Per voi oggi è una giornata molto importante, la Luna e Mercurio si congiungono, quindi quale messaggio vi arriva dagli astri? Un messaggio affettivo, ma anche lavorativo, perché vi viene data conferma di un desiderio di spostamento, di aggiustamento che volevate nel vostro lavoro, quindi è motivo di gioia. Leone, per voi i trigoni dal Sagittario un toccasano, un leone che si sta facendo decisamente il trucco, sta ricarburando, sta ripartendo. Vi aspetto un 2026 veramente importante, proprio perché i segni di fuoco saranno importantissimi, ma questo ve lo racconto in altra sede. Vergine, per voi quadratura di Luna e di Mercurio, per cui oggi dovrete essere molto, ma molto diplomatici, qualcuno potrebbe offendersi. Bilancia, per voi oggi è una giornata all'insegna un po' di una certa comunicazione bloccata, un po' troppo coinvolta da fattori familiari e affettivi, quindi tentate di scebrare un po' il piano comunicativo da quello affettivo. Scorpione, per voi oggi è tutto chiaro, è tutto davanti a voi, una marea di pianeti proprio nel successivo segno del Sagittario che vi portano a pensare di essere sulla strada giusta per concretizzare qualcosa. Sagittario, re dello zodiaco per adesso, oggi Luna e Mercurio da voi parlano forse un po' troppo, ma vi è concesso, del resto siete l'esagerazione. Capricorno, per voi Marte sta cominciando a farvi ricarburare in tutto, a farvi riprendere il contatto col vostro fisico, decisamente a essere molto più esaltati passionalmente e intensamente. Oggi è una giornata all'insegna della passione. Acquario, Plutone nei vostri gradi sta dando decisamente spettacolo, vuole trasformare tutto e con Mercurio compatibile ce la fai come. Le vostre parole oggi avranno un peso fondamentale per risolvere qualche problema. Pesci, per voi oggi è una giornata abbastanza distonica, vi aiuta Marte, quindi conducete bene, ma 4 pianeti contro vi fanno pensare che ancora c'è tantissimo da fare. Ci riuscirete benissimo, avrete una splendida chiusura d'anno. E detto questo, visto che ho già cominciato a spoilerare un po' di cose relative all'anno nuovo, vi porgo comunque i miei saluti, vi auguro un buongiorno, ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo domani mattina, grazie a te. Adesso andiamo da Marco Carli perché chiudiamo con lo sport. Chiudiamo con lo sport, la solita pillola dedicata allo sport, perché ci sono 2 notizie principali per quanto riguarda lo sport. Una è la Supercoppa, perché si comincia oggi con la prima delle 2 semifinali, e l'altra è la decisione di Alcaraz, il tennista numero 1 al mondo, che ha rinunciato al suo allenatore. Ma il titolo della Gazzetta dello Sport è indirizzato tutto sulla Supercoppa, con Højlund e Pulisic che reclamano spazio per le loro 2 squadre, Napoli e Milan, è la prima delle 2 semifinali. Un pieno di super, questo è il titolo, semifinale Supercoppa Napoli-Milan oggi a Riyadh alle 20. Domani toccherà all'Inter, che intanto probabilmente avrà avuto la visita del suo ex allenatore Inzaghi, che gioca proprio con l'Al-Hilal, squadra di Riyadh. E poi lo strappo di Alcaraz lo troviamo curiosamente, perché altri quotidiani l'hanno messo in una parte alta e importante, anche in questo caso è alta sotto la testata, ma è un richiamo, semplicemente lo strappo di Alcaraz, via il coach Ferrero, lo spagnolo cambia il suo team. All'origine ci sarebbe anche il fatto che Ferrero lo voleva forse un po' troppo simile a Sinner, e Alcaraz si vede ovviamente in un modo diverso. Grazie Marco, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, l'augurio a tutti voi di una buona giornata, ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 8.